sono Chiara Verbitz e sono nata a Trieste. Puoi raccontarci la sua vita, in particolare il suo percorso personale? Allora, come mi è stato richiesto, ti racconterò la vita del mio papà, perché è stato lui a vivere questa esperienza di esule. Il papà era nato a Fiume, era italiana, e dopo, quasi alla fine della seconda guerra mondiale, c'è stato l'intervento del comunismo che, possiamo dire a parole nostre, ha fatto un esproprio, diciamo, proletario. Il papà viveva benestante perché avevano un'attività familiare, un negozio di stoffe e tessuti in corso a Fiume sotto l'orologio, e hanno dovuto rinunciare a questa attività, a una casa padronale, perché appunto il comunismo si era appropriato dei loro beni, e quindi si sono rifugiati verso la parte italiana e hanno raggiunto dei parenti nel Friuli, vicino a Spilimbergo, un paese che si chiama San Giorgio della Richinvelda. Lì c'era una situazione ancora abbastanza semplice, perché appunto almeno non mancava il cibo, vivevano della terra, e quindi è stato più facile accogliere questi parenti. Sicuramente non è stato semplice per mio papà, che in quell'epoca avrà avuto 7 anni, quindi un ragazzino, abbandonare tutti gli amici, la scuola, le abitudini e questa casa, e venire ospitato in una casa rurale in mezzo un po' alla natura. Niente, Spilimbergo, non so neanche dove sia. Poi lì per qualche anno appunto sono vissuti ospiti di questi parenti che potevano aiutarli, e hanno raccolto un po' le forze, il coraggio, e si sono trasferiti a Trieste, dove il mio nonno ha ricreato un'attività commerciale, e poi appunto ha costruito comunque un negozio di una certa importanza, e pian piano hanno ripreso un certo benessere, una certa sicurezza, e il mio papà si è ricostruito le amicizie, si è ricostruito l'esperienza scolastica e ha proseguito poi negli anni questa attività. Come ha saputo ricostruire il proprio spazio e la propria vita? Come ti stavo anticipando, praticamente seguendo l'esperienza, le orme e l'input del mio nonno, anche mio papà ha continuato questa attività commerciale, l'ha ingrandita e ha avuto anche un discreto successo, sia economico anche di prestigio, e quindi si è ricostruito appunto amicizie, conoscenze, e soprattutto ha messo su famiglia, perché ha conosciuto mia madre, e quindi si sono sposati, hanno messo su una famiglia con 2 figlie femmine, che poi per tanti anni hanno proseguito assieme il lavoro comune familiare. Cosa ha trovato e cosa apprezza maggiormente del luogo in cui vive ora? Ma sicuramente la possibilità che ha avuto poi, dopo ancora una decina d'anni, di prendersi una casa, una villetta officina, e quindi ricostruire uno spazio indipendente, con giardino e orto, che erano i suoi hobby, e che quindi insomma riusciva anche a dedicarsi, essendo libero professionista si poteva ritagliare del tempo. Finire i suoi anni in serenità, in agiatezza e in armonia con la sua famiglia.
Qual è il ricordo più bello della sua vita? E sicuramente per mio padre una grossa soddisfazione è stata quella di creare una famiglia, di avere dei figli, in particolare 2 femmine, e di creare un certo benessere nel quale appunto poter vivere e convivere con la sua famiglia. Ha avuto la possibilità di fare alcune crociere, alcuni viaggi, tutto cose che credo lo abbiano reso felice e abbiano un po' riscattato questa sua infanzia così travagliata.